Milioni di euro per il restauro del mercato di Mestre, zero per quello di Rialto che oramai è ridotto ai minimi termini e prossimo alla chiusura, la denuncia del comitato Rialto Novo. Il workshop Comunicare l'incertezza delle previsioni meteo marine è stata l'occasione per tornare con la mente a un anno fa, quando Venezia si è ritrovata con un'acqua alta da record. Un pensionato 66 anni è morto travolto da un trattore, alla guida del mezzo c'era il titolare dell'azienda agricola, un uomo di San Donà di Piave. La Procura di Venezia ha disposto l'autopsia sul corpo della turista statunitense che ha perso la vita cadendo in acqua mentre scendeva da un'imbarcazione. Quasi 8.000 euro di multa a un 58enne residente a Spinea che guidava senza patente, con assicurazione scaduta e utilizzando il cellulare. Sindacati preoccupati per le sorti di 250 famiglie che potrebbero ritrovarsi senza occupazione col passaggio da Osciana a Conad e annunciano uno sciopero. 67-55 l'Umana Reyer conquista la terza vittoria casalinga battendo Cremona al termine di una partita che si è giocata tutta sulla difesa. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo parlando dunque di mercato, il mercato di Mestre, ma soprattutto il mercato di Rialto, perché per il primo sarebbero stati stanziati per il restauro milioni di euro, zero per il secondo, oramai ridotto ai minimi termini e prossimo alla chiusura. La denuncia è di Gino Mascari del Comitato Rialto Novo, che lancia l'ennesimo appello al Comune. Come mai è tutto chiuso? È domenica? No, oggi è lunedì, il primo giorno della settimana, dove il mercato dovrebbe essere vivo, bello, colorato e pieno di attività. Come vedete abbiamo qui da noi una lista di banchi vuota, deserta, molto sporca, di giorno e anche di notte. Il Comune di Venezia dista appena 5 minuti dal mercato di Rialto, eppure appare lontano, lontanissimo a giudicare dallo stato in cui permette versi un simbolo millenario della città. Qui i pochi commercianti superstiti resistono testardamente per garantire un barlume di città tra miriadi di trolley e negozi di souvenir e non intendono arrendersi, ma invertire la tendenza che rende questo mercato più simile a quello di Pompei che di un centro abitato appare oramai compito ai limiti dell'impossibile. C'è un altro mercato in città che invece ha avuto 3 milioni. 3 milioni di euro, sì, questi sono stati finanziati già nel 2018 per il mercato di Piazza Barche, che mi sembra anche giusto, per l'amor di Dio, ognuno ha il suo. Quello che mi sembra non giusto è dover tirare la giacchetta per far vedere che cos'è un degrado nel cuore della città di Venezia. Allora salviamo il mercato di Piazza Barche con 350.000 abitanti, è giusto, insomma sono anche 350.000 voti positivi, no? Per la nostra giunta, perciò direi che va bene, ma il cuore di città che è visto invece da tutto il mondo lo lasciamo così? Al degrado totale. Per anni la crisi del mercato di Rialto, dicono qui, è stata ampiamente e inutilmente denunciata ad una lunga serie di amministrazioni comunali, tutte coerentemente unite da un'inadempienza che oggi si manifesta persino nel non avere neanche il coraggio di compiere ciò che per alcuni rimane l'unico e ultimo atto possibile: compilare la dichiarazione di morte del mercato di Rialto. Sulla data di nascita non ci sono problemi, il mercato ha 922 anni e qui dal 1097, quasi un secolo prima che sul Canal Grande comparisse quel primo ponte di barche che rappresenta l'antenato del ponte di Rialto. Sulla scomparsa i tempi sono più dilatati, forse una trentina d'anni, scanditi dall'assenza di qualsiasi progetto o visioni a lungo termine di quest'area della città. Avevamo trovato degli investitori pronti a investire per la loggetta, per il restauro, c'è addirittura chi operava la propria opera di restauro gratuitamente, c'è chi finanziava con soldi. Anche questa è una grossa domanda: come mai per Mestre 3 milioni di euro e a Venezia a costo zero il mercato di Rialto storico? Bah! Cambiamo tema, perché il workshop Comunicare l'incertezza delle previsioni meteo marine, che si è svolto questa mattina a Palazzo Franchetti, è stata l'occasione per tornare con la mente a un anno fa, quando, ve lo ricorderete, Venezia si è ritrovata con un'acqua alta davvero da record.
La notte del 28 ottobre 2018, un anno fa, Venezia si stava preparando ad affrontare una delle maree più alte della storia, che il giorno seguente arrivò a toccare il picco massimo di 156 centimetri. I trasporti ad un certo punto furono interrotti, i negozi erano allagati e così molte case. Uno scenario apocalittico per cui si mobilitò l'intera città a partire dalla protezione civile. Abbiamo avuto una cinquantina di volontari che hanno operato nell'informazione della cittadinanza, hanno operato nel supporto a quelle che era le criticità. Ad esempio ricordo che 2 nostre squadre hanno operato presso la centrale Enel che c'è alla stazione di Venezia, impedendo praticamente un blackout alla città grazie all'utilizzo delle motopompe. Il workshop svoltosi a Palazzo Franchetti, comunicare l'incertezza delle previsioni meteo marine, cui hanno preso parte alcuni dei massimi esperti in materia, è stata l'occasione per tornare con la mente a quel giorno e fare un'analisi a distanza di un anno. Se il fenomeno si fosse verificato poche ore prima avremmo avuto probabilmente la marea più alta di sempre, e quindi devo dire che nonostante c'è stata una marea eccezionale che ha portato anche molti danni nella nostra città, è stata una marea fortunata perché, ripeto, poteva superare anche i 2 metri, quindi con tutte quante le conseguenze che si sarebbero potute stare. In casi come questi le previsioni sono fondamentali perché permettono di prepararsi all'evento nel miglior modo possibile, ma c'è ancora molto da fare in tal senso. Il lavoro deve essere costante e soprattutto il più possibile migliorativo di quelli che sono i modelli previsionali. È un tema che ci aiuta a raccogliere ulteriori elementi per migliorare quella che è la comunicazione di allertamento. Fenomeno questo che va preso seriamente perché è difficile avviare e procedere con un processo culturale per una maggior conoscenza di quelli che sono i modelli previsionali, ma non solo, di come si sviluppa nel pratico tutto ciò che stiamo dicendo. Veniamo ora alla cronaca e al tragico incidente sul lavoro che si è verificato verso mezzogiorno a San Biagio di Callalta nel Trevigiano. A perdere la vita un 66enne originario di Quarto d'Altino, travolto e ucciso da un trattore in retromarcia in un vigneto condotto da un 63enne di San Donà. Un dramma che si è consumato in pochi istanti, una banale disattenzione costata la vita a un pensionato di 66 anni di Borgoverde. Un'intera comunità sconvolta, quella di San Biagio di Callalta, per l'infortunio mortale sul lavoro accaduto verso mezzogiorno a Olmi, in via Bagnon, all'interno dell'azienda agricola Gardin. Mentre alla guida di un trattore agricolo faceva manovra nel vigneto, il titolare, Guerrino Gardin, 63 anni, di San Donà di Piave, non si è accorto della presenza del pensionato Maurizio Tonon, amico da tempo, che stava sistemando l'impianto di irrigazione dei filari. E in retromarcia lo ha travolto, causandogli ferite gravissime. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Tonon è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Treviso, dove è morto però un'ora dopo. Sconvolto il titolare dell'azienda, qui per i rilievi sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spisal, che dovranno ora fornire alla Procura della Repubblica una dettagliata relazione sulla dinamica dell'episodio per stabilire eventuali responsabilità. Inevitabile un'inchiesta per omicidio colposo a carico dell'imprenditore agricolo. Tonon, originario di Quarto d'Altino, abitava in via Giotto, una laterale della Postumia. Per lungo tempo camionista, era ora in pensione. Lascia la moglie Eddie Pavanello e i 3 figli Stefania, Luca e Simone. E la Procura di Venezia ha disposto l'autopsia sul corpo della turista statunitense che ha perso la vita cadendo in acqua mentre scendeva dall'imbarcazione che l'aveva portata con un gruppo di connazionali a Murano. Dall'esito ci si aspetta una risposta certa su quanto accaduto domenica mattina. Secondo quanto si è appreso, la donna, che viaggiava assieme al marito ed alcuni amici, avrebbe già accusato i primi sintomi di un malore che si è poi manifestato nel momento in cui scendeva dalla barca. Inutili tentativi di rianimazione da parte del 118, i carabinieri hanno compiuto i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. E ora veniamo al caso di un automobilista che si è visto elevare una multa addirittura di quasi 8.000 euro. Si tratta di un 58enne residente a Spinea che guidava senza patente, con assicurazione scaduta e tra l'altro parlando al telefono cellulare.
Guidava parlando al telefono, senza patente né assicurazione. La domenica mattina si è trasformata in un incubo per un 58enne residente a Spinea che ora dovrà pagare 7.961 euro di multa. Il controllo della polizia locale è scattato a Marghera durante la gestione della circolazione della Venice Marathon, all'intersezione tra via Paolucci e piazzale Giovannacci. Gli operatori hanno notato l'auto con a bordo il 58enne che tentava di fare inversione a U parlando animatamente al telefono, tanto da non riuscire nella manovra. Visto l'intralcio al traffico, dunque, si sono avvicinati, ma il 58enne ha fatto loro cenno di attendere la conclusione della telefonata. Alla richiesta dei documenti, poi, lui ha dichiarato di non avere la patente perché revocata nel 2005 e di aver preso l'auto della moglie pur sapendola sprovvista di copertura assicurativa verso terzi, per raggiungere con urgenza Venezia a prendere il figlio che, non sapendo ci fosse la maratona, non riusciva a tornare a casa. Inevitabile a quel punto la sanzione, mentre l'auto è stata sequestrata e affidata al custode acquirente che l'ha prelevata e trasportata in una sede in zona San Giuliano. Sindacati preoccupati per le sorti di 250 famiglie che potrebbero ritrovarsi in gravi difficoltà col passaggio da Auchan a Conad e annunciano uno sciopero. Anche l'Auchan di Mestre diventa Conad, ma le trattative non stanno dando i risultati sperati. Per questo è stato indetto uno sciopero per mercoledì 30 ottobre a partire dalle ore 9. Scioperiamo soprattutto perché abbiamo capito che c'è un problema di non risposte. Ci sono stati 6 incontri a livello nazionale, non ci hanno dato nessuna risposta. Abbiamo fatto le assemblee, i lavoratori ci hanno dato mandato di bloccarci e chiedere risposte concrete. Il punto vendita di Mestre non rientra tra i 109 che dovranno affrontare il passaggio entro febbraio 2020 e i lavoratori sono sempre più preoccupati. Parliamo di 250 famiglie con l'indotto di 500 persone e quindi la preoccupazione è maggiore e ai lavoratori purtroppo dobbiamo dare, giustamente, non purtroppo, delle risposte concrete e a tutt'oggi non le abbiamo. Che al momento non ci sono. Si sa che il posto di lavoro ci sarà durante il passaggio, ma poi nessuna risposta. Noi vogliamo avere una certezza di quello che sarà il destino dei lavoratori dell'Auchan. Nel momento che è stato fatto il passaggio dobbiamo avere la sicurezza di quello che succederà nel nuovo punto vendita, che ad oggi non sappiamo ancora chi è il nuovo titolare, insomma, siamo molto nell'incertezza. Per questo una richiesta va anche al mondo politico locale. Pensiamo che la politica è la struttura del territorio, quindi noi in questo momento chiediamo al governo del territorio di Venezia che ci supporti in questa vicenda che per noi è molto critica. Continuiamo a occuparci del referendum del 1° dicembre sulla separazione tra Venezia e Mestre e tra i sostenitori del sì gli attivisti del comitato Muoversi, secondo i quali entrambe le città avrebbero più di un vantaggio dalla creazione di 2 comuni autonomi. Noi vogliamo che tutti i cittadini possano riprendersi il loro futuro, il sì vuol dire migliorare, ricostruire la città che è stata impoverita, il no vuol dire distruggerla, ma vuol dire distruggere Mestre e anche Venezia. Mestre ha tutto da guadagnare dalla creazione di un proprio comune. Ne è convinto Giovanni Armellin, mestrino doc, presidente del comitato Muoversi, che sostiene il sì alla separazione di Venezia e Mestre, una città quest'ultima che patisce la presenza di Venezia non solo in termini di identità, ma anche in termini economici, perché di Venezia, sempre secondo Armellin, Mestre prende tutti gli svantaggi, a partire dalle imposte comunali. È la città che ha una Tari che è il doppio di tutti gli altri comuni d'Italia, che ha un'IMU altissima. Che cosa significa questo? Che in un comune autonomo riduco della metà la Tari, riduco della metà l'IMU e che cosa faccio? Faccio in modo che ritornino le imprese. Quelle imprese che sono scappate da Mestre e da Marghera e sono andate a Santa Maria di Sala, sono andate a Marcon, sono andate a Spinea. Per Armellin allora non è un caso che tra quelle delle maggiori città del Veneto Piazza Ferretto sia la prima per numero di negozi chiusi. Da Venezia poi è anche arrivato un fenomeno di turistizzazione degli appartamenti e trovare case è sempre più difficile. Anche Mestre sta perdendo abitanti. Ed è un altro male che sta subendo Mestre,
Cosa assurda, ma è così. Invece, avendo 2 comuni autonomi, si fanno politiche differenziate. Mestre rimarrà sempre il polmone, diciamo, di espansione che possa in qualche modo aiutare Venezia nel turismo, ma ci si deve dare un'identità, bisogna dargli la possibilità di crescere. È la città del Triveneto che ha tutte le infrastrutture, che tutte le altre città del Triveneto ci invidiano, e stiamo qui a parlare come svilupparla. Vuol dire che c'è una miopia, incapacità della politica di dare delle risposte. Questo è un dato di fatto. Ora ci fermiamo per qualche secondo, rimanete con noi, ripartiremo dalle elezioni regionali. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Fa discutere la proposta nata all'interno del Movimento 5 Stelle Veneto di sottoporre i prossimi candidati alle elezioni regionali anche ad un test psicoattitudinale. Ed è una possibilità di poter parlare con le persone, capire meglio, insomma, le loro capacità, anche sotto pressione. Credo che spesso e volentieri la classe politica ha dato mancanza di comprensione, di conoscenza e di capacità. Sottoporre i prossimi possibili candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali ad un test psicoattitudinale svolto da un professionista esterno ed imparziale. L'idea è stata lanciata dal consigliere regionale Jacopo Berti durante un'assemblea dei pentastellati veneti a Mestre, che inizia il percorso del movimento verso le elezioni di rinnovo di Palazzo Ferrofini. È una possibilità da non escludere anche per il deputato bellunese Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento del governo Conte 2. Noi vogliamo avere i migliori candidati, poi che passano per un test, come tu l'hai definito, o che passano semplicemente per un trovarci insieme attorno a un tavolo, conoscerci meglio, capire ancora di più quale persone possono affrontare un ruolo così importante come il ruolo all'interno dell'area Regione Veneto, per cui sinceramente forse è uscito fin troppo scalpore. Lo scalpore però inevitabilmente c'è stato, anche se non si tratterebbe di una sorta di esame da superare né di un obbligo, ma di una voce in più da aggiungere al curriculum, visto che secondo Berti alcuni candidati passati, pur bravissimi nel loro campo, hanno poi denunciato qualche deficit, ad esempio nel lavoro di gruppo. Per D'Incà il test non rappresenta comunque un tema fondante nel percorso da qui alle urne. Trovarsi insieme a 150 dei nostri migliori attivisti che vogliono partecipare, che vogliono affrontare, aprendoci anche in Veneto a soluzioni anche importanti sotto il profilo anche di coinvolgere i tanti comitati del Veneto, io credo che sia quello il tema principale. Il test mi pare insomma poca cosa rispetto al resto. Ora veniamo alla storia di Monica, una 49enne di Cavarzere che dopo aver sconfitto 2 tumori si è licenziata dal suo impiego di operaia, ha preso la maturità e ha realizzato il suo sogno di diventare infermiera lavorando a tempo pieno nell'ospedale di Piove di Sacco. La storia di Monica è una storia di speranza, una storia di dolore che però diventa opportunità per raggiungere un sogno. Monica Bregantin, 49 anni, è viva dopo essere guarita da 2 tumori e ora fa l'infermiera all'ospedale di Piove di Sacco. Monica, originaria di Cavarzere, nel 2005 scopre di avere un cancro alla mammella. Lo scopre per caso mentre fa la doccia. Dopo lo sconforto iniziale decide che la malattia è un segnale che il suo corpo le sta lanciando, deve cambiare vita. E così ha fatto. Monica lascia il suo lavoro da operaia in fabbrica e nei mesi durissimi seguiti all'intervento comincia a studiare, frequenta un corso per operatore sociosanitario, la mamma la interroga mentre la accompagna alle radioterapie, si diploma come tecnico dei servizi sociali seguendo la scuola serale. Il cancro, dice Monica, mi ha dato la forza di diventare quello che volevo essere. Ma non finisce qui perché il male si presenta una seconda volta, un carcinoma alla tiroide, ancora un intervento risolutore. Ora Monica lavora a tempo pieno all'ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco in rianimazione, è un'infermiera, tutti i giorni è a contatto con malattie e dolore, ma lei cerca di portare il suo messaggio di speranza e di rinascita. Il suo unico rimpianto non aver avuto figli, ma si consola con 6 nipoti, le sue medicine preferite, dice Monica, perché l'amore salva. Sono ammaliato e ammutolito di fronte a tanta meravigliosa caparbietà, sottolinea il direttore generale dell'USL 6 Domenico Scibetta. Certe vite vanno conosciute e
mirate. Ora Monica trasferisce il suo coraggio nei pazienti lavorando nei luoghi ospedalieri dove il dolore è più forte. È serena, quest'anno è stata dichiarata guarita dal tumore alla mammella, per quello tiroideo deve ancora sottoporsi a dei controlli. Tutte le mattine quando mi alzo sorrido perché sono viva e non ho più paura, scrive Monica in un libro che racconta la sua storia, e il suo sogno di essere infermiera si è realizzato. Ora veniamo allo sport, al basket, una partita difficile ma alla fine l'Umana Reyer ce l'ha fatta contro Cremona. 67-55 l'Umana Reyer conquista la terza vittoria casalinga battendo Cremona al termine di una partita in cui la chiave è ancora una volta la difesa orogranata, come evidenzia coach De Raffaele. È una buona vittoria, soprattutto per l'attitudine che abbiamo avuto in difesa per tutti i 40 minuti, limitando soprattutto le giocate di ritmo di Cremona, mentre per quanto riguarda l'attacco un po' a fasi alterne, anche se abbiamo commesso tanti errori con tiri aperti, però ripeto, una buona vittoria che ci permette di chiudere una buona settimana e andare avanti. La partita è stata anche l'occasione per provare quintetti diversi in campo. L'occasione è stata per provare dei quintetti diversi. Julian ha giocato tanti minuti da numero 4, a un certo punto ha giocato da 5 insieme a Austin Day, Ariel si è mosso sia da playmaker che da guardia per tanti minuti. Stefano ha fatto 2 ruoli diversi, Bruno ha dato i suoi soliti minuti di qualità. Credo che sia anche, tra virgolette, la non conoscenza, nel senso non perché non si conoscono, ma perché sono quintetti diversi, con ruoli diversi. Austin ha fatto il 5, la cosa importante era certamente, ripeto, in tutti gli effettivi riuscire a mantenere un'attitudine difensiva che devo dire c'è stata fino all'ultimo possesso, e questa è assolutamente la nota più positiva di stasera. A un anno dall'ondata di maltempo che provocò alluvioni e poi la tempesta Vaia sulle nostre montagne, si tornerà a parlare di maltempo. Antena 3 dedicherà la sua prima serata a questo tema. Subito dopo i nostri telegiornali a 20:10 torneremo a ricordare l'alluvione e la piena del Piave un anno fa con i sindaci di Zenzon, di Piave Daniele Dallanese e di Salgareda Andrea Favaretto. E poi di alluvione e tempesta Vaia si continuerà a parlare, a discutere a Ring dalle 21:15, in studio con Ferdinando Avarino, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Previsto anche un collegamento da Longarone con Gianangelo Bellati, l'architetto ampezzano Ambra Piccin, l'ingegner Loris Munaro, direttore interregionale dei Vigili del Fuoco, e il sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin. È tutto per questa sera, grazie per averci seguito, io vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Una perturbazione in arrivo dalla Scandinavia determinerà un peggioramento del tempo, venti in rinforzo e temperature in diminuzione, insomma arriva l'autunno. Vediamo nel dettaglio la situazione di martedì 29 ottobre. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso, con piogge diffuse, come vediamo, un po' ovunque e localmente anche intense per tutto l'arco della giornata. Temperature, come detto, in calo, minime tra i 9 e i 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 13 e i 16 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni anche consistenti un po' su tutte le province della nostra regione. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra i 14 e i 15 gradi. Poche novità anche sul Trentino Alto Adige, avremo infatti condizioni di tempo perturbato con temporali diffusi. Temperature minime sugli 11 gradi, valori massimi invece sui 14 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.